Ponte nuovo off limits a pedoni e ciclisti, ma ancora per poco. Ad annunciarlo è il vice sindaco di Bassano, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Zonta. Intorno al 15 di ottobre apriremo il percorso ciclopedonale a nord, arriveranno adesso le piastre a breve verso fine mese, prima del mese prossimo, la posa e poi sarà riaperto quel tratto per cui pedoni e ciclisti dal 15 di ottobre potranno transitare il Ponte della Vittoria. Tra poco più di 2 settimane, dunque, si potrà tornare ad attraversare il ponte a piedi o in bicicletta e questo rappresenterà ovviamente un grande vantaggio per chi deve spostarsi da una parte all'altra della città senza usare la macchina. Entro il mese di novembre poi potrebbe tornare anche il doppio senso di marcia per gli automezzi. L'azienda il secondo passaggio lo farà tra il 15 e il 20 di novembre, quando riconsegnerà la strada del ponte terminata e pertanto usufruibile nei due sensi di marcia. Nei due sensi di marcia sarà usufruibile anche la parte ciclopedonale, rimarranno magari qualche piccolo lavoro di finitura, ma che non andrà a disturbare il traffico né pedonale né veicolare.